Gianfranco Tuzzolino, preside della facoltà all'Università di Palermo. Qui la sede distaccata di Agrigento traccia oggi un bilancio della sua intensa attività. Dopo un anno di attività di presidente presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, mi sento di dire che gli obiettivi che avevamo pensato insieme al rettore, al magnifico rettore, professore Massimo Midiri, di dare nuovo risalto, nuovo slancio ai poli territoriali, credo che sia stato raggiunto, perché trasformare questa sede universitaria non da sede decentrata ma in sede di eccellenza, in un polo di eccellenza, credo che sia un fatto molto importante sia per la città che per il territorio e per la crescita dell'Università di Palermo. Tra gli obiettivi raggiunti bisogna citare l'offerta formativa, per esempio, e l'incremento del numero di studenti che passano da 677 a circa 1000 quest'anno, abbiamo già 450 nuovi immatricolati, con l'incremento di un corso di laurea che è quello di infermieristica. Poi la ricerca è stata implementata in maniera sostanziale, perché abbiamo per la prima volta in un polo universitario incardinato un dottorato di ricerca in patrimonio archeologico, architettonico e dei beni culturali. Inoltre i protocolli d'intesa che consentono a questa università di radicarsi con le istituzioni del territorio, con la Soprintendenza dei beni culturali, ma anche con altre istituzioni nazionali come ad esempio il MAN, un importantissimo museo di arte contemporanea italiana, con cui avremo diverse iniziative in cantiere da portare avanti. Inoltre bisogna dire che i servizi sono stati incrementati. Per la prima volta abbiamo istituito la mensa per gli studenti, è partita questo mese e devo dire che è un grande contributo che diamo alla vita degli studenti dentro questo campus universitario. Poi gli alloggi per i docenti. Non è il massimo, ma abbiamo già raggiunto con quasi tutti gli albergatori e i proprietari di B&B della città un accordo per cui ci sono dei sostanziali sconti per chi resta qui ad Agrigento. La sede, ecco, la sede di Via Atenea, credo che ormai è sotto gli occhi di tutti, i lavori sono ripresi e si concluderanno entro l'anno prossimo. Spero di dare un contributo affinché si anticipino anche la consegna, le consegne dei lavori. E poi l'altra cosa da dire, l'ultima cosa, è quella che questo polo veramente ambisce ad avere un ruolo internazionale, soprattutto nell'ambito del Mediterraneo. Tanti progetti di cooperazione transfrontaliera sono già in atto, ma li abbiamo messi a regime e costituiscono ormai una prassi diciamo, della ricerca che si porta avanti dentro questo territorio. Ma soprattutto voglio lanciare oggi la prima conferenza internazionale Agrigento e l'Università del Mediterraneo, che si svolgerà il 30 novembre e il 1° dicembre proprio qui ad Agrigento al Museo Archeologico e presso questo polo, in cui saranno presenti quasi tutte le università del Mediterraneo. Per la prima volta avviene dentro l'università, dentro un polo universitario. Quindi l'Egitto, il Marocco, la Tunisia, la Giordania, la Palestina, il Libano, saranno presenti qui i rappresentanti di queste università per siglare il primo accordo internazionale che vedrà Agrigento al centro delle relazioni internazionali didattiche e della ricerca. Professore, una domanda, ecco, il bacino d'utenza, lei diceva di un aumento esponenziale degli utenti, dei ragazzi, insomma degli studenti, in particolare da dove arriva? Allora, io ho avuto anche, per dire, degli studenti che arrivano dalla Russia, da Barcellona, però dico ancora dobbiamo incrementare questa tipologia di studenti che provengono dall'estero. Devo dire che arrivano da tutta la Sicilia, perché i corsi di laurea che abbiamo impiantato qui hanno delle particolarità che probabilmente a Palermo o in altre università della Sicilia non sono rilevabili, ma noi puntiamo non tanto ad avere l'università sotto casa, perché questo è un grande vantaggio per i nostri studenti della provincia, ma ad aprire il nostro bacino d'utenza a livello nazionale e perché no internazionale, perché questa è la nostra vera vocazione. Quindi questo incide in maniera particolare anche al sviluppo dell'economia agrigentina?
Questo incide in maniera particolare allo sviluppo dell'economia, ma anche allo sviluppo delle condizioni culturali di questa provincia e a dare soprattutto uno sbocco ai nostri studenti, ai nostri giovani. Però bisogna fare degli sforzi ancora notevoli per fare in modo che questi giovani, gli studenti ma anche i docenti possano diciamo, trovarsi in un luogo adeguato a queste nostre ambizioni.